Benvenuti ad una nuova puntata di X-Lab Podcast, il podcast che nessuno ha chiesto, ma di cui tutti avete bisogno. Qui con noi oggi abbiamo un ospite molto particolare che ci racconterà la sua storia e ci racconterà il suo percorso un po' travagliato e particolare. Posso dire Panda Zanze? Ciao! Panda Zanze, qui con noi. Sì, dopo la sigla. Ed eccoci qui, incredibile, con la Panda Zanze. Come stai? Tutto bene? Bene, bene, tutto Ti a posto. descrivi un attimo te agli amici perché non so se hanno capito, secondo me no, come ti ho descritto. Allora, che dire? Niente, sono una ragazza qualsiasi, una mamma di un bimbo di 1 anno. Sto facendo un percorso curativo per l'obesità. Ho già perso 15 kg, questo percorso si chiama Mounjaro, ma esistono anche altre alternative che può essere Wegovy piuttosto che Ozempic. E niente, Aspetta che that's all. ti alzo qua perché sennò... No, cerchiamo di stare sempre, vedi la barra là, Mhm, più o meno come la mia, quindi ti vedo un po' più vicino. ok. E ok, e quindi ci parli un po' di te, un attimo la tua infanzia, come ti sei avvicinata poi a questo mondo, insomma, hai detto Ok. che dipende appunto anche dal tuo trascorso, dal tuo passato, questa tua scelta. Sì, allora io vengo da una famiglia, siamo stati adottati, sia io che mio fratello. Mia mamma è la classica almond mom, quelle che chiamano adesso, non so se conosci comunque quelle madri tipo che non esistevano merendine, non esisteva McDonald's, la pizza solo esclusivamente fatta in casa, che in realtà lo so che per lei era molto amore, però sostanzialmente noi in quanto figli vivevamo tutto questo come una grossa restrizione. Il contraccambio di questa restrizione assoluta è stato che poi con le prime mance, con le prime uscite da soli, io ho iniziato a ricercare molto tutto il cibo che in casa non avevo mai avuto e da lì è iniziata un po' la mia storia di prendita di peso, prendita, non si dirà forse così, presa di peso. Vabbè, abbiamo capito comunque, dai. Persa di peso, comunque è molto il famoso effetto yo-yo costante e continuo, fino a poi arrivare in un'età molto più adulta a una vera e propria dipendenza da questo cibo, dove io andavo a mangiare un po' per riempire dei vuoti che potevo avere dentro. Questa cosa ovviamente, questa consapevolezza deriva poi da un percorso terapeutico che ho fatto, e che consiglio a tutti di fare perché ne abbiamo tutti bisogno. Ma insomma, nel momento che sono riuscita a capire bene quale fosse il problema, soprattutto dopo aver avuto mio figlio, lì è stato per me un po' un passaggio dove mi sono detta non posso dare una cattiva educazione alimentare a questo bambino e devo assolutamente trovare il punto di incontro tra la capacità di poter mangiare la merendina perché una non farà nulla, ma mangiare anche in maniera sana. Quindi questo mi ha spinto a rivolgermi a un professionista, iniziare un percorso di dieta, dove però facevo oggettivamente molta fatica a rimanere su quello che era solo la dieta, perché oggettivamente avevo fame. Per cui lui intorno a settembre dello scorso anno ha iniziato a propormi questo nuovo farmaco al quale si può accedere solo se diabetici o obesi. Però la problematica in Italia è che se tu sei obeso, per quanto è considerata a tutti gli effetti una malattia, a volte anche invalidante, non hai nessun sconto da parte dello Stato e quindi questo farmaco è un farmaco che costa veramente tanti soldi che tu devi pagare di tasca tua. Questa cosa mi ha bloccato psicologicamente e anche un po' economicamente, cioè mi sembrava veramente un po' too much, finché poi con gennaio abbiamo fatto un po' di conti, anche insieme al mio compagno abbiamo deciso di provare questa strada e ho iniziato a febbraio, quindi adesso sono 3 mesi pieni che l'ho fatto e in questi 3 mesi per ora ho perso 15 kg, quindi un pochino. Non abbiamo detto però di cosa si tratta, mi sa, non l'hai ancora nominato. Giusto. Allora, beh, posso farlo vedere? Vai, vai! Ta-da! Allora, si presenta così, è come se fosse una penna. Io pensavo fosse un souvenir, una penna da scrivere, invece no. No, e invece no. Dopodiché si apre, questo qui è un aghetto che va intercambiato ogni volta, perfetto, adesso ovviamente non riesco a Per gli amici toglierlo. che ci stanno solo ascoltando, praticamente sembra una scatola
Sì, di medicinale tipo della purga, cioè se bei grossi questi qua, praticamente, se Sì, è bei vero. importanti. La penna sembra più quelle penne a quattro colori, grosse insomma, però che ha una punta, cioè una siringa alla fine, Sì, giusto? sì, sì, è una siringa. Alla fine c'è questa rotellina viola che si va a girare e allora in questo caso non si può più fare perché la penna è già stata utilizzata del tutto e i giri considerano 4 shot, quindi 4 dosi. Però sostanzialmente quando poi tu devi fare l'iniezione vai a girare la penna fino al suo massimo, cambi laghetto, ogni volta ovviamente si deve cambiare, si decide dove si vuole, di solito consigliano le braccia, le gambe inteso la zona delle cosce o la pancia, io nel mio caso lo faccio sulla pancia e si fa l'iniezione. È assolutamente indolore perché l'aghetto è cioè, no piccolo, di più, quindi non fa assolutamente male. Io me lo faccio da sola, c'è chi si fa dare una mano da qualcun altro, ma insomma potete fare un po' come preferite voi. Si fa una volta a settimana e praticamente che cosa fa? Va a lavorare su degli ormoni e aiuta a aumentare il senso di sazietà, quindi sostanzialmente voi quando mangiate riuscite a sentire questo senso di appagamento dal cibo e l'essere sazi molto prima rispetto a quello che era prima del farmaco e soprattutto aumenta il tempo di digestione, di conseguenza sei sazio prima e hai fame dopo, perché al pasto dopo con la digestione più lunga arriverai di nuovo alla necessità del cibo in maniera più prolungata. Questo però porta anche tutta una serie di effetti collaterali, ovviamente. Allora, una cosa che spesso mi viene chiesta sul mio TikTok è a tutti quanti, allora no, perché ovviamente ognuno di noi è diverso, però l'effetto collaterale principale riguarda proprio quello che è stomaco e tratto intestinale, perché ovviamente su quello va a lavorare il farmaco, quindi può portare a stipsi, per cui difficoltà ad andare in bagno, può portare a diarrea, può portare a vomito, quindi nausea, tutto il malessere correlato proprio allo stomaco. E lì sarebbe il caso di parlare poi col proprio medico. So che c'è anche chi ha dovuto purtroppo interrompere perché è stato troppo male. A me è successo solo 2 giorni di stare veramente male, ma 2 giorni nei 3 mesi, per cui tutto sommato per ora abbastanza gestibile. Nel mio percorso io ho iniziato con una dose un po' più bassa, da 2,5 e ora sono passata a 5. Si può arrivare anche a 7,5 e a 10. Man mano che si sale con il dosaggio sale anche il prezzo. Posso dire quanto costa? Beh, sì, insomma, penso di sì. Ok, allora per la dose che sto acquistando io qui in Veneto, quindi quella da 5 a prezzo pieno si parla di 340 euro mensili. Ci sono delle farmacie che fanno dei piccoli sconti, quindi eventualmente vi consiglio di chiamare, proprio io ho chiamato man mano le farmacie della mia zona chiedendo fate sconti per Mongiaro e ne ho trovata una anche per fortuna vicino a casa che applica un 15% di sconto, di conseguenza da 3,40 pago 2,95. Ok, e volevo chiederti, ma questo qua è un percorso da iniziare, andare avanti all'infinito o è un periodo corto? Ok, allora in teoria per quanto riguarda per esempio me stessa, il medico che me l'ha proposto mi ha parlato di un percorso che dovrebbe durare in teoria massimo un anno. Solitamente si dice che con un prodotto come Mounjaro alla fine del tuo percorso totale dovresti riuscire a perdere all'incirca il 20% del peso corporeo di quando tu hai iniziato. Dico anche che io nel mio caso sto avendo un dimagrimento relativamente lento, ma costante e continuo. Relativamente lento nel senso che in realtà 15 kg in 3 mesi, cioè secondo me sono un ottimo risultato e sono contenta. Però c'è anche gente che ha perso, esempio, 10 kg in un solo mese e allo scadere del secondo mese ne avevano persi tipo 17. Quindi un risultato sicuramente sorprendente, per alcuni punti di vista forse migliore, però è anche vero che tutto quello che io ho imparato in questi anni di 1000 diete e riprese di peso è che la cosa migliore è perdere peso poco per volta e per più lungo tempo, perché è anche più semplice poi mantenerlo, per cui nel mio caso io sono contenta del risultato che sto avendo io. Quindi in teoria per massimo un annetto. C'è chi mi scrive che lo deve fare per 3 mesi, però questo secondo me si entra un po' in una dinamica dove io non sono un medico
e non posso parlare per i medici, però rispetto appunto molte scambi di opinioni che ho avuto tramite TikTok, vedo che a tante persone è stato prescritto un po' alla cavolo, persone lasciate un po' a se stesse, c'è gente che chiede a me dove posso farmi l'iniezione e mi domando, ma nel momento che un farmaco del genere deve essere prescritto per forza, com'è possibile che non abbiate il medico di riferimento? Per cui delle volte sì, mi pongo un po' le domande che forse sarebbe il caso di prestare un po' più attenzione ai professionisti su cui ci affidiamo e anche ai percorsi che decidiamo di fare, tanto quanto la domanda classica: ma tu stai facendo anche la dieta? Beh, oddio, mi sembrerebbe veramente stupido spendere 350 euro al mese per un farmaco che non è un miracolo, perché non è che scioglie il grasso, semplicemente ti aiuta a sostanzialmente mangiare meno. Ma se tu mangi meno e mangi McDonald's tutti i giorni, fai a meno di spendere 350 euro per il farmaco stesso, per cui assolutamente bisogna inserire anche la dieta. Poi anche questa è una cosa che io dico sempre: io la mia dieta me la vivo molto serena, nel senso che sì, ok, so quello che dovrei mangiare, ho le varie giornate, però se il lunedì ho voglia di mangiare quello che c'è il giovedì, lo mangio con serenità, anche perché di base credo che chi è arrivato a uno status di obesità per problemi tipo i miei, quindi una dipendenza da cibo, poi ho passato anche un periodo di binge eating, c'è chi ingrassa molto per pura pigrizia, perché magari smette di fare un determinato lavoro, un determinato sport e di conseguenza mangia. Insomma, le problematiche possono essere molte. La cosa più importante, al di là di qualsiasi farmaco, ma come potrebbe essere secondo me anche per esempio quando vai a fare quelle operazioni come la sleeve eccetera, è oggettivamente avere un percorso rieducativo di quella che è l'alimentazione, perché non si può vivere non mangiando mai la cioccolata piuttosto che la pizza, perché fanno parte della vita, quindi secondo me bisogna mangiarle, ma con la consapevolezza che se tu te lo mangi quella volta ogni tanto non è successo niente e hai fatto bene a mangiarle, a patto però che durante il resto delle giornate hai mangiato più verdura, un buon apporto di proteina, un'alimentazione che sia molto mista e variata, quindi non soltanto la carne ma anche il pesce e tutto quello che serve, ovviamente se si è onnivori, negli altri casi io non conosco bene. Ok, però appunto, visto che comunque la sazietà ti viene prima, non ti viene voglia di mangiare comunque schifezze o ti viene voglia di mangiare bene? Allora, una via di mezzo. Mm. Allora, io ho visto tipo preciclo, io ho Eh, bisogno delle Kinder. so- Ho bisogno della Kinder in preciclo. I Choco Bones, mamma mia, dovrebbero toglierli dal mercato perché me li mangio tutti io. Però secondo me è sempre un po' nella logica del sto spendendo un bel po' di soldi per questo sei più percorso, motivata ancora a sono più mangiare, ho motivata a mangiare capito. bene, sono più motivata a farlo bene. Poi ecco, nel mio caso appunto c'è di mezzo anche mio figlio, nel senso che Leonardo ha appena compiuto un anno, quindi lo svezzamento l'abbiamo iniziato già da un bel po' di tempo, però lui ora già mangia tutto quello che mangiamo noi. Quindi sono ancora più motivata a proporre cose più sane possibili, un buon apporto di verdura, proposte anche in maniera diversa, perché comunque appunto ci tengo che lui sappia mangiare bene, sappia mangiare tutto e di conseguenza secondo me è proprio una motivazione in più, come il discorso dell'allenamento: quando lui non va a scuola io non posso allenarmi. Allora, non mi pesa non allenarmi perché di base sono pigra, però è anche vero che so che a fine mese quell'allenamento che non sono riuscita a fare mi avrebbe portato un risultato differente, magari non per forza in bilancia, perché in realtà si sa che il peso del Il muscolo pesa di muscolo più del è grasso. diverso del grasso, però è anche vero che anche rispetto all'inestetismo stesso, l'altro giorno una signora mi ha fatto una domanda interessante, mi ha detto: ma la pelle si affloscia? Mm. Raga, sì, però anche là, sì, su di me, cioè io posso parlare su me stessa, nel senso che probabilmente iniziando la gravidanza già con un peso alto, in sovrappeso, poi ho preso 22 kg solo portando in grembo mio figlio, persi di botto quasi 20 solo con il parto, poi ho recuperato un po' di peso con l'allattamento, cioè è stato un continuo. Adesso oggettivamente la mia pancia non è che sia proprio la pancia più bella del mondo. Vero che ognuno di noi ha anche un'elasticità della pelle diversa, uno dall'altro, per cui secondo me
anche questo va a cambiare, e se nel frattempo si inserisce un percorso anche di tonificazione, sport, comunque un allenamento, sicuramente il risultato finale è diverso dal perdere 30 kg senza aver mosso un muscolo, perché ovviamente lì si tratta veramente solo di pelle che non è neanche stata riabituata a tornare a un'elasticità diversa. Quindi comunque tu sai di mangiare bene, ti alleni anche e in più come surplus prendi questo Mounjaro, quindi è un aiuto in più. Sì, per me è stato un aiuto anche per... Cioè non è che tu prendi sta roba, uno è in sovrappeso, prende sta roba e è a posto. No, assolutamente, secondo me così non serve a nulla. Che Proprio... percentuale è che ti aiuta alla fine secondo te? Allora, su me stessa io credo un buon 60% in realtà, Ah, ok. perché Ma di prodotto o mentalmente? Perché tu dici, mentalmente, ok. sì, mentalmente, perché qui si va sul famoso food noise di cui ti accennavo prima. Io prima di prendere Mounjaro non sapevo cosa fosse food noise, leggevo su TikTok chi ne parlava e dicevo, boh, ma di che cosa si sta parlando? In realtà ho scoperto che io soffrivo prepotentemente di food noise, cioè io la mattina mi svegliavo, facevo la colazione, mentre portavo il bambino a scuola pensavo già a che cosa potevo prendere in panificio prendendo il pane della giornata, ma della serie prendo il croissant, o prendo boh, quel biscottino lì. Poi arrivavo a pranzo e mentre preparavo il pranzo mangiavo magari la preparazione stessa del pranzo, poi magari lui prendeva sonno al pomeriggio e ero lì annoiata a stargli vicino e nel frattempo mi mangiavo dei biscotti, cioè sostanzialmente mangiavo continuamente. Ma mi sembrava di aver bisogno di quel cibo, cioè la mia testa veramente me lo richiedeva. Invece da quando faccio Mounjaro non ho questa necessità continua di arrivare al cibo, e questo ovviamente mi permette di vivere molto meglio sotto ogni punto di vista. Il famoso discorso anche dell'allenamento, poi so che quando faccio allenamento, ecco, anche là si tratta anche di una risposta psicologica, cioè esempio l'altro giorno ho fatto allenamento, per la prima volta in 3 mesi la sera ho mangiato un po' di popcorn guardando telefilm col mio fidanzato, e era una vita che io non mangiavo dopo cena. E in realtà prima di Mongiaro era una costante, cioè praticamente facevo 2 cene, perché si cenava, poi si metteva il bambino a letto e poi intanto che si guardava la TV, un po' presi dalla noia, un po' da dai mangia qualcosina, e in realtà so che questa cosa è molto più comune di quanto si creda, cioè non bisogna essere per forza obesi per mangiare oltre il pasto guardando la TV. Sicuramente c'è anche chi ha un metabolismo diverso, in primis il mio compagno ha sempre mangiato tanto quanto me e lui non prende un grammo, cioè ognuno di noi ha anche un po' il suo fisico, quindi io credo che nel mio caso sia un 60%, perché in realtà la spinta psicologica di quello che mi dà il farmaco mi aiuta poi così tanto a stare su un 30% di alimentazione e un 10% di allenamento, perché l'allenamento non lo faccio sempre, cioè Mhm. dovrei farlo di più oggettivamente, però appunto avendo il bambino a casa Hai comunque una vita è attiva, possibile, quindi sì, insomma. sì, 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 quello sì. Ok, e cosa devo dirti? Non hai paura che magari un domani quando smetti ti si riapra la bocca dello Sì, stomaco? Come pensi? Dopo sì, vedremo insomma sta roba ne qua. faremo un'altra puntata. Ah, ok, vediamo sì, il dopo. Allora, sì, ne Ma ho in momenti paura. graduale magari. Allora, in realtà mi fa un po' paura. Al tempo stesso, ne ho parlato l'ultima volta anche con il mio medico di Mm. riferimento. Allora, lui dice questo: può essere che riavrai un po' questa fame, però è anche vero che lui sostiene che a 70 kg non si abbia la stessa fame di 110 kg. Mm. Non lo so se sia una cavolata, l'ha detta lui. Però effettivamente se io penso a quando io ero nel mio peso forma, perché lo sono anche stata in vita mia, Sì. anche quando mangiavo extra, non mangiavo tanto quanto nel mio ultimo periodo, perché comunque forse c'era anche una soddisfazione di vita differente, perché oggettivamente chi vive un binge eating, chi vive queste dipendenze da cibo, Aspetta, cos'è che hai detto un binge eating? Non so se gli sì. amici sanno cosa è mio. Allora, Binge. binge eating Ah, è un disordine alimentare, ok, fa sì. parte dei disturbi, e hai questa necessità, questo mangiare in maniera incontrollata, tanto, tantissimo, ma sono proprio degli episodi, dopo possono sfociare con il vomito, come anche no. Spesso è una risposta emotiva.
Quindi tipo sei molto stressato, ti è successo qualcosa di un po' pesante, qualcosa che ti sta rammaricando, che ti ha reso triste, mangi. Ti sollevi col cibo, lo Sì, prendi come una sorta di sì, del piacere tuo che ti fa star bene in quel sì. momento, sì, Sì, ok. assolutamente. E queste sono tutte delle cose che hanno impattato molto nella mia vita, per quello ho deciso anche di fare un percorso terapeutico, un po' per capire a che punto della situazione io fossi, un po' per mettere i punti proprio su alcune cose, capire anche che nella vita mettere paletti non è per forza da stronzi, anzi può anche aiutare e ti Mhm. salva. Per cui sì, penso che un domani potrò riavere fame, spero però intanto di essere in un'abitudine alimentare differente. Adesso non mi ricordo com'era quella frase, magari c'è una frase che dice tipo ti bastano solo X giorni per inserire una nuova abitudine nella Dicono tua vita. 21 giorni, però allo stesso tempo potrebbero essere 66, dipende cosa. Ok, 66, però sono tipo 2 mesi. Sì, Ok, io penso che se domani resto senza mangiare, forse ancora un po' di fame in eccesso ce l'avrei. Però se il mio percorso deve essere di un anno, io in un anno mi abituo che quella è la sì. mia tale colazione, più o meno quello è il mio pranzo e secondo me anche mi abituo che non è necessario mangiare perché come dicevo prima, quando richiedevo così tanto cibo, a me sembrava proprio una necessità del mio corpo, cioè io oggettivamente Mm. sentivo la fame, la mia testa mi diceva alzati e vai in credenza, prendi da mangiare e io lo facevo. Vero anche che se magari non lo fai per un anno intero, poi se hai voglia, sì, certo, ti mangi lo stesso qualcosa, però probabilmente poi sai che in realtà in quel caso è più un inganno di te stesso su te stesso che una vera necessità. Ma quindi quando eri tipo hai detto 70 kg che poi sei aumentata, hai avuto un brutto periodo in quel... Sì. Ah, ok. Quindi magari può essere semplicemente di evitare che un periodo del genere magari avvenga o insomma reagisci in una maniera diversa e magari non fai quella crescita. Allora, magari senza entrare in troppi particolari, ma io sono arrivata a pesare il mio peso più giusto, quindi sui 70, subito post-Covid. Anche lì in realtà avevo perso tanti chili nella quarantena, che anche lì poi si vive questa cosa assurda di Comunque quando 70 kg sei alta comunque 1,70, 1,70. quindi sì, va bene insomma. Sì, allora diciamo che quando ero 70 kg il mio medico mi diceva che se proprio volevo rientrare a stare perfetta, 68 massimo, Sì. non oltre. Anche proprio per la mia conformità fisica, i fianchi, tutte quelle cose là, insomma. Per cui sì, sui 70, ma adesso se pesassi 70 kg, a parte che avrei molta più stima di me stessa. Cioè, no stima, autostima, perché io ho stima di me stessa, però mi rendo conto che comunque a quasi 32 anni ho una mentalità molto diversa e mi stimo in maniera molto diversa di quando ne avevo 25 e pesavo 70 kg. Mhm. Perché comunque mi vedevo grassa e adesso ci penso e dico Madonna ma eri un fiore, cioè non ha senso, Mhm. ma questo si cade sempre un po' nel continuo confronto social, televisioni eccetera, dove o pesi 50 kg bagnata, sei rifatta, hai una bellezza standardizzata, se no non vai bene. In realtà, in questa fase della mia vita ho capito che io mi vado molto bene per quella che sono, un compagno che mi ama, un figlio meraviglioso, il percorso di dimagrimento lo faccio veramente per me stessa, per stare meglio io con me stessa e non più per dimostrare qualcosa agli altri, cosa che fino a prima invece probabilmente Hai avevo. fatto una crescita, insomma, personale, ti senti anche più realizzata adesso, in Sì. un'altra maniera, sei maturata, insomma. Ok, volevo farti una domanda, cioè, ma intanto hanno cioè, non può prenderlo chiunque questo farmaco, giusto? No, allora è indicato solo per chi soffre di diabete o Mhm. chi soffre di obesità, quindi bisogna entrare in una delle due Eh, fasce. ecco, mi è venuta in mente anche la domanda che volevo farti. E tu praticamente hai il senso di sazietà che ti viene prima Sì, e non ti senti magari debole, mangiando no. meno? No, in realtà no, a parte che penso di averle riserve per 8 inverni, però. Ok. No, le riserve di grasso comunque non sono, cioè non è proprio energia alla No, fine, cioè è certo, è proprio vero. lenta. Allora, in realtà non lo so bene, ovvero leggo su tanti TikTok che tanti si sentono estremamente spossati da quando lo prendono e probabilmente ha senso pensare che sia a causa del fatto che si ingerisce meno quantità di cibo.
Nel mio caso io ho un anno che sono spossata perché ho un bambino che ha appena compiuto un Ah, anno, ok, quindi sì. le notti è da poco che abbiamo ripreso un pochino a dormire, non lo diciamo troppo a voce alta che se no me la ritiro. E comunque le giornate con lui sono impegnative, come le giornate con qualsiasi bambino piccolo, insomma, di conseguenza io ho una stanchezza pregressa rispetto al farmaco. Quindi non mi sembra di essere così eccessivamente stanca, per colpa del farmaco stesso, cioè sono stanca di mio, Quanto in meno mangi secondo te rispetto a prima con questo molto. farmaco? Allora, per farti Tipo? un esempio sulla pasta, se prima facevamo circa 80-100 grammi l'uno, Mhm. io adesso mangio sui 30-40 grammi di pasta. Boia. Se mangio parecchio, ne mangio 50, cioè metà dose rispetto a Beh, prima. comunque mangiare un letto di pasta a pranzo non è pasta gran... È che c'era tutto un C'era contorno tutto il probabilmente. contorno, ovviamente, sì, nel senso che molto spesso magari appunto portavo Leo a scuola oppure ero con lui che si usciva, intanto mangia il cracker e poi mangiati la banana e poi prendi 27 caffè, e con il caffè aggiungi il biscottino del bar e poi appunto soprattutto io spesso avevo questa cosa che mangiavo ferma, nel senso tipo io ero capace a mangiarmi un pacco di biscotti guardando una puntata di una serie TV. Quindi lì ferma, tipo sul divano. Sì, quindi più che il letto di pasta c'era già un pacco di Sì, biscotti cioè, prima. bravo, cioè c'era tutto l'altro, capito? Quello era il mio vero problema. Cosa che adesso delle volte veramente mangio due biscotti e sono al limite dello stomacato. Ok, quindi si sono ridotte parecchio le calorie comunque. Sì, decisamente. Forse non senti la stanchezza, a parte sul discorso qua, ma perché magari erano calorie, tra virgolette, che non... Cioè, che magari ti appesantivano e basta. Cioè, Ah, mangiarti un pacco di probabile. biscotti non è che ti dà sta energia da dire spacco tutto, insomma. No, sicuramente. Magari ti appesantiva ancora di più. Beh, sì, di sicuro appesantiva, ma anche tipo che ne so, i problemi di sonno, ovviamente quando tu mangi così male e così tanto, poi cioè raga, vai in bagno e stai male, cioè c'è poco da Sì, fare, o sì, da una sì, parte o dall'altra le cose devono uscire, esatto. no? Allora va bene, nel mio caso io come effetto collaterale per adesso soffro di stipsi, quindi ho il problema opposto, che in realtà anche questo come problema opposto, sì, meglio rispetto a chi purtroppo ha dissenteria e vomito costante, però in realtà non è secondo me da sottovalutare neanche la stipsi, perché comunque non andare in bagno per tipo 3 giorni, delle volte io faccio fatica a mangiare perché mi sento molto piena, in realtà non sono piena, ma ho già tutto il tratto intestinale ovviamente che è bello Ma ricco di questo prima o dopo problematiche. di Bungiaro che è la... Solo con Mongiaro. Io Ok. prima non avevo assolutamente problemi ad andare al bagno. Può essere anche perché mangi meno, quindi di Allora, conseguenza. sicuramente il mangiare meno. Eh, E poi una cosa che è fondamentale come un giaro e io non sono così brava, bere. Cioè, devi bere tantissimo. Se una persona normale dovrebbe bere tipo 2 litri d'acqua, come un giaro ne devi bere almeno 3. E io ammetto che non ci sto così dietro. E in più una cosa che ho sempre fatto, forse causata anche dal tipo di lavoro che facevo, io facevo la parrucchiera, ovviamente mentre tu stai eseguendo una messa in piega, dei colpi di sole, non hai tempo per bere. Quindi io ho sempre bevuto o velocemente tra una cliente e l'altra, ma soprattutto in pausa. Quindi pausa pranzo bevevo. E questa cosa mi ha portato anche nella mia vita che io ho sempre bevuto dei bicchieroni, sai bicchieri da birra sì, 0,4? sì, sì. Bicchierone 0,4 di acqua durante il pasto. Io ho sempre pensato fosse una cosa intelligente, in realtà è terribile fare questa cosa, ma l'ho Ah, scoperto adesso perché tu bevendo tanta acqua, poi cosa fa? Espande ancora di più il cibo che tu sei andato ad ingerire. ah. Di conseguenza rende la digestione più difficile. Quindi con Mongiaro bisognerebbe bere tanto e possibilmente lontano dai pasti, che in realtà so che questa cosa ce l'hanno anche gli operati di sleeve gastrectomy. E chi sei? Quelli a cui viene tagliato un pezzo di Ah, stomaco, l'hai sentito? uscia, sì, Sei sì. rimasto senza un Perché sempre pezzo. questi inglesismi che se parli italiano mi vengono in mente, sì, sì, Ma sì. così si chiama. Ho capito. Capito? Quindi penso che anche nel loro caso sia causato dal fatto che ingerendo, cioè avendo lo stomaco più piccolo, con minore possibilità di accoglienza di cibo, se ci bevono sopra, cioè fa effetto palloncino, quindi loro so che cioè qualcuno sta proprio male, cioè sta male a fare questa cosa. Io per ora non è che mi sono mai sentita male per questo, ma tipo ieri sera avevo bevuto vicino al pasto
e non sono riuscita a finire di mangiare quello che avrei dovuto mangiare perché era veramente un po' troppo. Quindi consigli di bere finito il pasto a sto No, punto? no, proprio lontano. Cioè, se tu sai tipo che ti siedi a l'una, secondo me bevi fino a mezzogiorno, un quarto della serie. Sì, sì, no, ma dico, vabbè, ma alla fine del pasto comunque è normale bere, se no, cioè, Sì, però in teoria loro ti dicono se proprio è butta giù proprio quel sorsetto per aiutarti, non fare le vere bevute. ok, Come anche là, per esempio, col fatto che io non riesco ad andare in bagno, io quando vado dal medico mi fa anche tutta una serie di mi sì, tocca per capire e lui mi dice sempre, sento che hai tanta aria, che può anche essere, ma in realtà cioè, non lo so, sicuramente quest'aria è dovuta al fatto che faccio fatica ad andare in bagno, esistono comunque dei gas naturali, eccetera, eccetera. Io sto evitando come la morte qualsiasi cosa gassata, perché effettivamente sento proprio la famosa anidride carbonica, io proprio adesso me la sento, cioè reagisco diversamente al cibo rispetto a come reagivo prima. ma tipo i legumi li mangi visto che, I cioè, legumi li mangio, ma metto un'alga che non mi chiedere in questo momento come si chiama, però mi posso poi è appunto informare. per l'aria? Ti trattiene, quest'alga trattiene quello che poi ti fa l'aria. Una figata Perché a unica. volte anch'io quando mangio i legumi dicono che fanno bene, però mi sento gonfio. Sì, ma anche di solito si fanno poi delle spernacchiotti con i legumi che metà Sì, bastano. dopo sì, C'è dopo quest'alga qua sicura. che la metti dentro al tempo, cioè durante la cottura. Non so bene come funzioni, se emani spore o trattiene spore, comunque sostanzialmente poi aumenta la digestione del legume stesso. Per cui esistono degli escamotage, però per esempio, allora io sono rimasta incinta estate 2023, quindi ovviamente io dall'estate 2023 non ho più potuto bere alcolici e la mia ginecologa mi aveva concesso la Coca-Cola, Mm. normale o zero. Però io sono rimasta a casa da lavoro subito, quindi era estate, vedevo gli amici, eccetera. Io ho bevuto tanti, cioè mi rendo conto adesso, ho bevuto tanta Coca-Cola, come se era l'unica cosa che potessi bere, quando non è Sì. così, perché avrei potuto prendere il succo di frutta piuttosto che il tè, ma nella mia testa il fatto che non potessi bermi il mio prosecco e potevo la Coca-Cola, allora era Coca-Cola, avevo sostituito così. A casa anche, tipo, arrivava la pizza, Coca-Cola. Ecco, tipo la pizza, non riesco più a mangiare una pizza intera. Pazzesco. Incredibile, cioè lì ho proprio capito sul serio che stava facendo effetto il farmaco perché fino a prima noi addirittura delle volte prendevamo 3 pizze in due, una pizza intera, una pizza intera e tipo E non era per il giorno dopo. dipende. Oh. E in realtà adesso molto spesso fatico, riesco a mangiarne a 3 quarti se la prendo margherita. Se già Mhm. inizio a prenderla, che ne so, ma banalmente con le zucchine e il prosciutto cotto, cioè che non è nulla di assurdo, metà pizza. Ok. Comunque il tuo compagno mi dice che mangiava più o meno come te, però riesce a stare in forma, dici che manda un discorso di metabolismo. Ma allora, quasi, cioè c'è molto metabolismo di mezzo. Lui ha il problema opposto al mio, lui fa parte di quelle persone che non riescono a prendere Ok. peso. Durante il lockdown lui per esempio aveva iniziato a provare ad allenarsi perché gli sarebbe piaciuto vedersi un pochino più, perdeva peso. Cioè l'allenamento che faceva perché lui brucia tutto. Sì, sì, sì. Io guardo gli altri mangiare in grasso, cioè quindi sicuramente c'è tanto metabolismo. E Sì, sì. poi non sono una nutrizionista né un medico, quindi non lo so, ma credo che ci sia anche una sorta di addormentamento dello stesso metabolismo quando tu vai a mangiare male. Cioè ci sono delle diete che ti dicono tipo devi mangiare 5 pasti al giorno, ma se non li mangi va male, cioè li devi mangiare. Io cioè non ce la faccio a stare dietro così a queste Mhm. cose qua, capito? E anche il camminare, ogni tanto, sai, su TikTok qualcuno mi scrive, io non riesco ad allenarmi. Ok, ci può stare, perché la vita, soprattutto nel 2025, è estremamente frenetica e oggettivamente viviamo a lavoro, abbiamo la casa, le spese, la famiglia e magari figli al seguito o animali, insomma, quel che sia. Quindi non è sempre facile, però io credo anche che delle volte siamo molto accomodati sulla vita che Mhm. abbiamo. Tipo, io finché lavoravo giravo ovunque in macchina. Cioè, ma anche se dovevo andare vicino a casa, mi rendo conto, andavo in macchina. Quando sono rimasta incinta, io ho avuto un po' di problemi durante la gravidanza e quindi praticamente sono rimasta chiusa in casa, circa. Sono stata molto male fino a quasi 6 mesi. E poi ero talmente incinta che facevo 3 passi, dovevo fare la pipì e quindi ero comunque in casa perché non sapevo dove andare.
Da quando è nato il piccolo, visto che i bambini fuori casa sono diversi da dentro casa, sono spesso fuori. Per dirti, negli ultimi 2 giorni, oltre all'allenamento che ho fatto, ho camminato tutti e 2 giorni 2 ore consecutivamente con lui in giro per Mestre. Quindi era come aversi fatto un È un allenamento. Sì, allenamento, Madonna, due è ore un di allenamento. camminata, insomma, è tanto, saranno tanti passi, non ho idea. Guarda, non li Beh, è conto. ovvio, Non però, li conto insomma, anche perché in passato, durante il lockdown, quando ho avuto questo periodo che io il lockdown nei 3 mesi ho perso 17 kg, ma io li ho persi perché anche là in realtà la mia testa non stava tanto bene, avevo un po' smesso di mangiare, cioè addirittura andavo a letto tardi, questa cosa, cioè super pessima, andavo a letto tardi, così mi svegliavo tardissimo e avevo sicuramente saltato almeno la colazione. Mi ero tolta un problema. Mangiavo il minimo indispensabile a pranzo e poi qualcosina a cena. Tra l'altro io ero rimasta da sola perché Santiago era rimasto bloccato in Spagna. ma quindi comunque hai avuto un su e giù, cioè hai avuto il periodo del Covid che tutti quanti si facevano la pizza in casa, facevano delirio e tu mangiavi meno che eri sempre a casa, ma eri anche Sì. annoiata, strana sta roba. Noi mangiavo meno, lì c'è stato un insieme di cose. Uno, l'estrema solitudine, perché io ero rimasta da sola, io e il cane. Mm. E, a me piace fare da mangiare, sono anche brava, ma mi piace farlo per gli altri, cioè per me stessa non mi sembra così. Ma quindi sto surplus di peso, quando è che l'hai preso Quando quindi? è tornato Santiago dalla Spagna. Quando lui è tornato dalla Spagna era giugno 2020 e noi ci siamo consolidati come coppia e se ti ricordi quello era una fase di zona arancio, zona Sì. verde, zona qualsiasi cosa, quindi c'era questa oscillazione del si può uscire e vivere la vita e si deve rimanere a casa, quindi quando si poteva uscire andavamo per ristoranti, fai l'aperitivo, bevi qualcosa, quando eravamo a casa innamorati, giovani, relazione che si sta consolidando, aperitivo a casa, cioè io là ho iniziato a non vivere più la mia vita durante il lockdown, ovviamente, però tu considera che il lockdown mangiavo poco e col fatto che avevo il cane e dentro casa impazzivo da sola, io uscivo tantissimo col cane, cioè penso che i vicini di casa pensavano che fossi pazza perché poi sai che non ci si poteva allontanare più di un tot, Sì, sì, quindi io sì. giravo a rotazione, tipo 10 giri a destra, 10 giri a sinistra, pur di stare fuori e io mi ricordo che delle volte collezionavo un 20-30 mila passi al giorno durante il lockdown, stando lì sotto casa alla fine, cioè nelle vicinanze, anche perché poi io abito vicino al parco della Bissuola, l'avevano chiuso, non si poteva neanche entrare in Ah parco, no? no, non so per quale motivo, ma era chiuso. Per cui non è che avessi molta possibilità, però piuttosto che stare così rinchiusa a casa, prendevo e camminavo. Stessa cosa che in realtà sto facendo adesso col bambino, piuttosto che stare a casa, poi lui è in questa fase, televisore non glielo facciamo vedere perché tanto è piccolo, secondo noi non ha molto senso. Giocare, sì, cosa vuoi che faccia? Butta giù tutto, c'ha solo un Sì, anno, non sì, è sì, che sì. dici, beh, sì, gioco con lui. Per cui piuttosto lo porto fuori, facciamo le camminate, scopro posti nuovi anche per me stessa in realtà, perché delle volte vado in posti di Mestre che non avevo mai visto, sì, cioè che non so. Sì, sì. Poi sai che io vivo la mia vita senza rendermi conto di quello che c'è attorno, per cui intanto mi rendo conto di qualcosa e cammino, sto fuori, per cui a volte dico ok, sono venuta meno dell'allenamento effettivo, però anche è vero che non sto ferma, perché poi se lui va a scuola, vabbè, la mattina comunque svegliati presto, portalo fino a scuola, torna a casa, fai le commissioni, poi appunto, vabbè, magari le 2 ore del suo pomeriggio, quando lui dorme, sto lì un po' tranquilla. Poi riparte la giornata e comunque anche tenerlo in braccio. Cioè io l'ho detto anche sul mio video TikTok, nella mia testa sto facendo CrossFit perché pesa 11,5 kg e fare le scale con Ah lui, beh, certo, sì. fare tutte le cose, nella mia testa è un piccolo allenamento di CrossFit. Ma invece a casa che tipo di allenamento fai? Usi a corpo libero? Sì, allora io sempre durante il lockdown ho conosciuto, tra virgolette, una fit influencer, non lo so se si chiami così sinceramente, cioè dubito che lei si identifichi in questo, comunque si chiama Carlotta Gagna ed è la proprietaria e ideatrice di Training Pink, che sono degli allenamenti prettamente femminili, ma ovviamente possono farli anche gli uomini. E io ho fatto un po' tutti i suoi allenamenti perché all'inizio facevo un allenamento in realtà che aveva anche dei pesi, proprio Mhm. durante il lockdown.
Poi in lockdown avevo iniziato a fare anche un po' di yoga che lei in quel momento non aveva, ma ha da poco inserito. E ho fatto con lei allenamenti per la gravidanza e per il postparto. Adesso invece ho deciso di darmi al Pilates, che è una cosa fighissima, dovresti provarlo. No, sono allergico, mi sentirei dopo poco virile dopo fare certe robe, però sì, ho capito Dovresti cos'è. provarlo. Ok. E faccio quello Mhm. quando riesco. Ho appena finito di fare dei mesi, lei si chiama, cioè questo allenamento lei li divide da facile, intermedio, difficile. Ho appena finito la fase di Easy Pilates e ora sono passata al Pilates linfodrenante, 40 minuti dove sudi anche l'acqua del battesimo. Sono molto soddisfacenti, però faccio molta fatica, cioè nel senso un po' il peso, un po' che non ho i muscoli, cioè è un allenamento interessante per me, però è anche vero che poi quando l'ho finito ho la soddisfazione, uno che l'ho fatto e quindi mi sto aiutando, due mi sono presa del tempo per me che in quanto madre è oggettivamente difficile trovare Sì, sì, sì. e tre appunto so che ce l'ho fatta, cioè Sì, sì, sono sì. riuscita a Ti dà farlo. quell'autostima di cui parlavi Sì, prima, insomma, ecco, piuttosto di dire sto stato in divano a non far niente, ho fatto qualcosa che mi ha aiutato per me, esatto. insomma, ok. E no, tornando al discorso di Mungiaro, volevo chiederti, ma cioè, hai avuto altre amiche o altre conoscenze che ha fatto prima questo, oppure ti sei buttata così, non ti è venuto un po', ma è giusto, ma mi fido a fare questo percorso? Bella domanda. No, non conosco nessuno. Cioè, le persone che ho conosciuto le ho conosciute tramite i miei video di TikTok Ok? che ho iniziato a fare proprio perché non conosco nessuno. Cioè, mi sono detta, non sarò l'unica persona in Italia che fa questa cosa, ma tutti i video che vedevo sul Mongiaro erano o America o Sì, Inghilterra. infatti ho cercato anch'io qualcosa, effettivamente sì, non è proprio tanto No, conosciuto. non ci sono E tante com'è che persone. l'hai conosciuto tu? Tramite il medico. Ah, il medico te l'ha Mhm. detto. Ah, quindi già Mari aveva avuto qualche altra... Allora, lui so che con me, se non sbaglio, è intorno a una decina di pazienti in questo momento Ah, che li ha. Sì, anche perché comunque è una cosa che hai detto te non è infinita, quindi fai un periodo, cioè lui continua a seguire altri 10 pazienti che continuano a prendere il sì, una farmaco. decina circa, perché ogni tanto quando vado là gli dico, oh, mi è successo, che ne so, sono stata male così. Ok, lui ha già... Lui magari mi dice, "Ah, è successo anche, tipo, per esempio, mi ha proprio raccontato, allora io una sera ho mangiato di più di quanto probabilmente il mio stomaco riusciva. Quindi ho mangiato Col Mungiaro col comunque. Mongiaro, Ah, pensando che andasse tutto bene, no? Mangiato, mangiato, mangiato. E considerate che quella sera il mio pasto è stato un'insalatona con dentro due uova sode e una scatoletta di tonno. Quindi comunque nella mia testa andava più che bene, sì, no? che è una roba che non è, insomma, non sono schifezze, ecco. Esatto. E sono stata talmente male che la guardia medica ha pensato che ho avuto un'intossicazione alimentare causata dalle uova. In realtà non è andata così. Praticamente io quella sera mi sono messa a letto, ho iniziato ad avere questo senso di nausea estremo, mi veniva da vomitare, non riuscivo a vomitare, tanto che a un certo punto mi sono un po' aiutata perché non ne venivo fuori, poi ho iniziato a sentirmi che dovevo svenire, brividi, però sudavo, cioè tutto un insieme di malessere, un Sì. male allo stomaco folle. Lì appunto Santiago ha chiamato la guardia medica perché stavo veramente male e loro inizialmente avevano pensato a questo. In realtà poi mi è successo una seconda volta quando ho mangiato un po' di più della pizza e sono restata male così e lì ho capito che quella non era stata un'intossicazione alimentare, ma era stata una mangiare eccessivamente rispetto a quello che il mio fisico poteva riuscire in quel momento là. Quindi poi ho fatto una sorta di mega indigestione. E le prime due volte che mi è successo, panico, perché in realtà anche inducendo il vomito, che sì, non sarebbe la cosa migliore da fare, ma in realtà quella volta è stata proprio la guardia medica a dirmi devi trovare il modo di vomitare, e non stavo meglio. Poi mi è successo una terza volta e lì in realtà sono riuscita a gestirla molto meglio. Uno, perché probabilmente anche psicologicamente cioè, sapevo cosa stava succedendo e quindi non avevo l'agitazione del oddio sto per morire perché il mio ipocondrismo mi ero già vista morta. E poi in realtà l'ho superata semplicemente facendo un esercizio di yoga, facendo questi lunghi respiri e piano piano sono riuscita proprio a calmare quello che era lo stomaco.
per cui Devi stare attenta comunque a mangiare lo stesso, comunque non troppo, anche se ti si chiude lo stomaco prima. sì, è che in realtà non sempre hai questa sensazione, cioè nel senso sì, sono sazia prima, però non è che sempre questo senso di maggior sazietà ce l'hai con male allo stomaco o non riesco a ingerire più nulla. Per cui secondo me quelle 2 volte che mi è successo era stato anche relativamente nei primi mesi, è stato proprio quasi un banco di prova di me Mhm. stessa nel mio fisico, cioè capire quale era il limite che io potevo riuscire ad arrivare. E infatti poi sì, non mi è più successo perché mi sono gestita e capita molto meglio, cioè se al pomeriggio stiamo facendo un aperitivo e ho mangiato 5 pizzette, la sera so che mangerò un po' meno perché Sì, sennò sì, rischio di sì, stare sì. male, però è una cosa che ho imparato a gestire nel tempo e credo che anche questo sia un po' parte della risposta del perché, tranne alcuni casi, molte persone non riescono a continuare il percorso immungiaro dicendo che stanno sempre male, perché in realtà se ci unisci la combo che non fai attività fisica e non stai seguendo una dieta adeguata, secondo me metti tutto insieme da un calderone di negatività. Mhm. Ma sto farmaco sai da quanti anni esiste magari? No. Ah, non lo sai. Magari è una cosa ancora sperimentale, magari un domani si sa, guarda che puoi prendere questo prodotto, però devi fare almeno questa attività fisica, non puoi mangiare tot di calorie in base a tuo fabbisogno o a tua massa grassa, magari riescono un attimo a regolarlo meglio ed evitare questi effetti collaterali. Può essere, non lo so. Allora, diciamo che dandomi per la scienza immagino che sia stato comunque già sperimentato Mm. prima di metterlo in commercio, per come... Sì, però magari è appunto, cioè, penso che lo possa prendere la tipa che è 150 kg come quella che è 100 o magari quella che è alta 2 metri, cioè Certo, ognuno ha il suo metabolismo, magari quindi in base a come è messo uno può avere un percorso diverso, anche come i assolutamente. dosaggi che dicevi. Ecco, il dosaggio è anche una cosa secondo me molto interessante perché per esempio io a 2,5 ho avuto solo stipsi, basta, Ok, nient'altro. A 5 ho iniziato ad avere un po' di nausea ogni tanto, ho iniziato ad avere questo senso che se ho già bevuto il caffè con qualcosa, se poi uno me lo rioffre è meglio che no perché potrei star male. Ho avuto un episodio dove ho avuto io dissenteria e vomito insieme. Infatti in realtà tu dovresti fare, cioè idealmente man mano il fisico si adatta a quella dose e tu passi alla dose successiva. Io spero di non passare alla 7,5 e di riuscire a gestire tutto con 5. Uno perché la 7,5 non so quanto costi, ma costa di più della sì, 5. sì, sì, sì. Per cui comunque cioè, è impegnativo come percorso, è molto impegnativo sotto tutti i punti di vista. Per quello penso che non sia intelligente non farci la dieta, non Sì, avere sì, quelle sì, sì. accortezze, perché veramente se no stai letteralmente buttando via dei soldi e sì, diventa un po' complicato. Ok, e ti faccio un'altra domanda, a chi consiglieresti questo prodotto secondo te? Allora, chi soffre tanto della food noise? Comunque tra parentesi non stiamo vendendo Mungiaro, No, non no, abbiamo ancora l'affiliazione di Mungiaro. no, anche perché sennò me lo terrei con tutto quello che Esatto, costa. ecco. Allora, lo potrei consigliare a chi ha questi problemi di food noise, questo continuo bisogno psicologico di mangiare qualcosa. Lo consiglierei a chi ha appunto un problema di obesità. Io ovviamente posso parlare di quello, non della parte diabetica, perché lì cioè, si va a toccare un tasto che io non conosco, perché appunto come dicevamo prima è o diabetici o obesi, per cui in questo caso io posso fare un ragionamento su chi soffre dell'obesità, dove però teniamo sempre in considerazione quello che si diceva prima, quindi non è un miracolo, bisogna assolutamente mettere in mezzo anche altri fattori e bisogna avere la volontà. Delle volte su TikTok mi capita, c'è una signora in particolare che mi dice sempre: ah, io lo prendo da 2 mesi, sto facendo dieta, non ho perso mezzo chilo. Secondo me stai facendo la dieta di merda, nel senso che intanto Mungiaro non ti fa perdere chili, ma se tu stai facendo una dieta, in teoria la stessa dieta, se è fatta da un professionista adatto a te, alle tue necessità, già solo con quella perdi, non per forza 10 kg in un mese, magari 3, ma qualcosa hai perso. Se in 3 mesi con un farmaco così e una dieta tu non hai perso mezzo etto,
non me la stai dicendo tutta quanta giusta, perché c'è qualcosa che non mi torna. Che alla fine Mungiaro ti fa mangiare meno in sostanza. Eh sì, ti aiuta a mangiare Quindi forse la meno. domanda era da fargli, ma mangi meno rispetto a prima o no? Perché se non mangia, boh, c'è sempre che il farmaco non abbia fatto effetto se mangia uguale a prima. Esatto, come potrebbe anche essere che magari il suo dosaggio è per esempio a 2,5 Sì, se è troppo e basso. per qualche motivo il suo fisico può avere bisogno di un dosaggio più alto. Mhm. Cioè esistono, una volta mi è venuto fuori il video di una, boh, non so se ragazzo o signora, in questo momento non mi ricordo che viso avesse, italiana, che lei faceva vedere la sua iniezione e per esempio lei faceva praticamente 3,5 se non mi sbaglio, per cui aveva la penna da 5 che però non girava al 100% ma solo un tot, ovviamente seguita dal medico, e quindi faceva una dose più alta di 2,5 ma più bassa di 5. Probabilmente ognuno di noi ha anche un po' questo tipo di necessità, cioè bisogna capire qual è la quadra più giusta. Ho capito. Ma buon dai. Boh, devi dire qualcos'altro, se no se spegniamo qui. Non saprei. Diciamo che abbiamo fatto una recensione, insomma, abbiamo capito com'è. E i progetti tuoi futuri, quindi adesso cosa diventerai una TikToker famosa Magari, di no, no, magari. Mungiaro? Non magari, però insomma, in questo momento che non sto lavorando e la mia vita deve trovare una prospettiva diversa, sono pronta un po' a qualsiasi possibilità. Come accennavo prima, ho iniziato questi video perché io non avevo da confrontarmi con nessuno, quindi mi sono detta forse potrei trovare qualcuno con cui confrontarmi ed effettivamente è stato così, togliendo ovviamente i commenti negativi. Ci sono tante persone con cui ho anche un po' un legame social ormai, quindi non lo so, non penso diventerò mai un influencer perché mi dimentico di postare i video, non ci sto dietro, Ci vuole un manager. mi ci vuole un manager, faccio delle riprese tremende, cioè una persona che è un po' obesa sta facendo un percorso, cioè dovrei prendermi, sai, con le luci dall'alto, mi prendo mentre guido il passeggino con il doppio mento, O in cioè macchina, sì. in macchina, dico, cioè sono tremenda. Però una cosa che ho sempre detto anche là sui miei video, io volevo portare un po' di verità e la mia verità è anche questa, cioè io sono così, quindi non è che posso per forza impostarmi, non ce la faccio, cioè è più forte di me. Quindi non lo so bene che cosa farò, per ora continuerò con Mungiaro, continuerò a fare i miei video per parlare un po' dei miei progressi e basta, poi vedremo cosa ne sarà di Ok, noi. seguite Panda Zanze su TikTok che posterà tutta la sua vita, vita, morte e miracoli di Mungiaro. Se diventerà una TikToker famosa, Santiago sarebbe molto felice, così non lavora più neanche lui. Esatto. Quando diventerò famosa, ci ricordi, questa è la mia prima registrazione esterna dai miei video, Sì, ciao, si inizia sempre così. ce la ricorderemo. Esatto. Noi ci vediamo alla prossima puntata qui con Panda Zanze, vi facciamo un saluto. Ciao. Ciao, ciao.